Ivo Rossi, ma davvero è possibile costruirsi la seconda casa in giardino? Beh, purtroppo la nuova norma regionale consente di fare gli ampliamenti che per definizione dovrebbero essere ampliamenti sullo stesso edificio. In questo caso introduce anche il concetto che l'ampliamento può essere consentito realizzando una nuova unità immobiliare. E questa cosa francamente è sconcertante, lo dico perché mi è capitato di ascoltare il presidente Zaia qualche giorno fa in occasione dell'alluvione di Genova e dei pericoli che stavamo correndo di nuovo anche noi. Ha detto mai più lo scambio di territorio contro ricchezza. E però quello che è successo a luglio, sempre del Consiglio regionale, quindi l'attività della Giunta, è che si è autorizzato esattamente questo. Allora io preferisco lo Zaia di novembre, quello preoccupato, piuttosto che quello di luglio che dimentica, quando c'è il sole, che possono esserci le devastazioni. Al di là delle metafore, c'è un problema di governo del territorio, non possiamo affidare il governo ha un criterio puramente economico per la ripresa, cosa legittima perché la preoccupazione per il settore edilizio è grande, c'è una crisi profonda, stanno espellendo migliaia di lavoratori, però non possiamo appunto tornare a scambiare territorio. Allora il criterio che abbiamo tentato di utilizzare come Comune di Padova è quello di limitare l'unità immobiliare in più solo alla prima casa, perché questo fra l'altro è un obbligo di legge, di consentirlo soltanto eventualmente per gli annessi, ma non certamente come una nuova unità immobiliare, questo per non avere una frantumazione degli interventi, per non dover poi fare i conti con la carenza di standard urbanistici, mancanza di parcheggi, difficoltà di allacciamenti. E l'altro aspetto su cui siamo intervenuti è quello di non consentire che chi realizza questa nuova unità immobiliare possa costruire sostanzialmente sul confine. Deve valere sempre il criterio del codice civile, che devi stare lontano dal confine, perché se io mi avvicino al confine, il mio vicino, che poi dovesse magari dopo qualche anno decidere di intervenire, dovrebbe rimanere molto più lontano e perderebbe magari il diritto. Allora i diritti devono essere sempre uguali per tutti. Quindi in sostanza, Rossi, cosa si può fare, cosa possono fare i padovani in città alla luce di questo piano casa? Ma gli ampliamenti, così come consentiti fino a un massimo del 40%, con le caratteristiche già individuate, ma nell'unità immobiliare che possiedono già. Per chi è titolare della prima casa è possibile avere una nuova unità immobiliare. Nella zona industriale è possibile il cambio di destinazione d'uso, però l'abbiamo limitato perché vogliamo preservare l'attività industriale. Lo capiamo in questi tempi di crisi quanto sia importante avere un'attività produttiva. Allora il cambio di destinazione d'uso che abbiamo consentito è solo per il commercio all'ingrosso oppure per gli autosaloni, quindi gli showroom sostanzialmente per le auto, è solo per attività che siano già dismesse, in modo tale da non favorire una perdita di attività produttive. Cioè io credo che il compito di un'amministrazione pubblica sia quello sì di avere una grande attenzione all'economia, perché significa mantenere il reddito e produrre reddito per i nostri concittadini, ma anche allo stesso tempo avere grande cautela e rispetto per il territorio, perché poi quando magari le vacche grasse, io mi auguro, torneranno, ci troveremo magari con un territorio devastato. Allora quel territorio sfilacciato, costruito a casaccio, come lo definiva Zanzotto, non vogliamo essere anche noi responsabili di averlo realizzato. Ci accontentiamo di quello che purtroppo drammaticamente è già successo. Secondo lei saranno molti quelli che metteranno mano alla casa di questi tempi, Rossi, per ampliarla o per costruirne, quelli che ne hanno la possibilità, una seconda nella parte del giardino? Ma io penso che un numero sicuramente anche importante potrà esserci, lo dico perché anche dentro la regolamentazione che abbiamo già fatto anche 2 anni fa siamo stati accusati di essere, di introdurre criteri restrittivi. E ci sono state 700 domande e siamo stati il secondo comune del Veneto, segno che regolamentando non è che limiti ma offri certezza, quello che non è più consentito secondo me. Insomma, io mi auguro che la ventata di ossigeno del governo Monti vada in questa direzione. Non è più consentito pensare che siano i condoni
da edilizia, fiscali, il criterio che consente ai furbi di fare le cose, ma deve essere il rispetto delle norme, e credo che rispettando le norme offre certezza anche il settore dell'edilizia, che altrimenti si muove sempre, come dire, in modo episodico. Abbiamo bisogno che invece si strutturi, che cresca, e noi penso dobbiamo lavorare per aiutarlo a crescere, perché ne abbiamo l'interesse anche come sistema economico.